Tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, evidentemente Angelo Bonelli era geloso dell'uscita del suo co-leader, del suo compagno di duo comico, della sua spalla, anche se non si capisce chi è la spalla di chi all'interno di questo duo comico, insomma di Nicola Fratoianni, che l'altro giorno ci aveva sottoposto l'illuminata tesi politica "fa caldo governo Lado", sostanzialmente collegando il caldo anomalo alle politiche del governo italiano di centrodestra, un nesso che vedono solo in certi salotti di AVS, e quindi ha voluto rilanciare testi e musica di Angelo Bonelli. L'inazione del governo sulla crisi climatica irresponsabile e va a stanare le evidenti, palesi, conclamate responsabilità di questa banda di reazionari retrogradi che siede sui banchi del governo italiano, che potrebbe ovviamente, proprio passa da lì, è da Palazzo Chigi la chiave del clima globale, avrebbe potuto regalarci settimane di fresco, e invece con la nota irresponsabilità criptofascista ci ha condannato al caldo anomalo. Quella che stiamo vivendo non è una semplice emergenza meteo, bensì gli effetti della crisi climatica. Questo è tipico, diciamo, dell'ideologia gretina, cioè quando i fenomeni meteo coincidono con l'ideologia del climatismo apocalittico, le due cose coincidono. Quando divergono invece bisogna separarli, o bisogna comunque sottolineare che c'è una differenza. Sir Karl Popper parlerebbe di tesi ad hoc, ma non vogliamo far venire il mal di testa a Bonelli di prima mattina. Questa crisi climatica è diventata una sicurezza nazionale. Diciamo, ammesso lo sia, lo è diventata negli ultimi 4 anni. Cioè, prima non esisteva quando governavano i sinistri illuminati e verdi, ma è proprio una scoperta recente. Gran finale: Meloni la smetta col negazionismo e le guerre ideologiche. A parte l'insopportabile ritorno e l'insopportabile abuso svilente della categoria del negazionismo rispetto a un avversario politico che ha un'agenda, diciamo, sulle politiche ambientali contraria a quella di Bonelli. Crediamo sia ancora legittimo in democrazia, no? E non è il caso di scomodare quella parola negazionismo, che invece evoca la negazione della più grande tragedia del Novecento, dell'Olocausto, che capiamo che ormai, come dire, per l'abbecedario politicamente corretto è più grave negare il riscaldamento che negare la Shoah, perché ormai no, c'è un antisemitismo dilagante a destra, a sinistra, sopra, sotto. Però lasciamo stare il negazionismo dove deve stare, no? Nell'ambito della critica storica ai pazzi o i criminali ideologici che negano la Shoah. Non spendiamolo in ogni agenzia di giornata contro il governo di centrodestra perché fa caldo. E poi le guerre ideologiche. Io non so a quali guerre si riferisca Bonelli. Io ho visto le guerre ideologiche portate avanti da chi la pensa come lui, dall'ambientalismo talebano, dall'ambientalismo pauperista, dall'ambientalismo che mette sempre sul banco degli imputati l'uomo, la sua attività, la sua bizzarra idea di produrre e migliorare le proprie condizioni di vita, l'idea folle di ripristinare la natura, cioè di sostanzialmente far riavanzare le paludi, la flora e la fauna, e negare secoli di iniziativa antropica, perché questa è l'agenda verde come la pensano quelli come Bonelli. Io ho visto guerre ideologiche all'automobile, guerre ideologiche alla fabbrica, che sì, produce emissioni, ma produce anche salari, e produce lavoro, e produce oggetti che migliorano la vita dei cittadini. Io ho visto quelle guerre ideologiche in Europa. Io ho visto il Green Deal, che è un grande esempio di guerra ideologica alla vita concreta, all'economia concreta, in nome dello stop alle emissioni. Poi si scopre, dato di ieri, ce lo dice l'OMS, che per quelli come Bonelli sta un gradino sopra il Vangelo,
si scopre che l'Europa è il continente che si riscalda di più a velocità doppia della media globale. Cosa sono servite allora le guerre ideologiche di quelli come Bonelli? Se siamo il continente che si riscalda di più, allora forse avevano ragione quegli scienziati che forse hanno due nozioni persino in più di Bonelli, no? Rubbia, Franco Prodi, il compianto Antonino Zichichi, che dicevano che non c'è un nesso stringente tra l'iniziativa dell'uomo e il riscaldamento. Quella sì è l'ideologia di cui dobbiamo fare finalmente, completamente a meno. Però lasciateci le agenzie di giornata di Bonelli, perché ci riportano il buon umore. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.